Domenica 12 dicembre è andato in scena Mini Volley con Babbo Natale, il consueto evento organizzato dalla FIPAV di Padova. La festa natalizia del mini volley è stata articolata con diverse tipologie di gioco, dalla palla rilanciata per i più piccoli per arrivare al mini volley per i più grandi. In 5 diverse sedi della provincia sono stati coinvolti oltre 1300 bambini, ospitati al Palasport di Cittadella per l'Alta Padovana, al Palarcobaleno di Fossò per il Piovese, al nuovo Palasport di Schiavonia per la Bassa Padovana e per la zona di Padova presso i Palasport comunali di Salboro e Ceron di Selvazzano Dentro. L'organizzazione è stata curata dalle società locali del Team Volley, Pallavolo Fossò, Monselice Volley 86, Volley Pozzonovo, USD Salboro e Medoacus Volley. Le partite giocate in contemporanea dalle 14:30 hanno visto un'esplosione di energia vitale sprigionata dalla voglia di gioco dei bambini, ben coadiuvati dai propri pazienti istruttori. Grande la curiosità mostrata dai genitori nel vedere i propri bambini cimentarsi nelle difficoltà di gioco. Quali valori scaturiscono da manifestazioni come queste? Sono quelli di educare sia i mini atleti che i genitori a uno sport che sia di divertimento e di stare insieme. Con quali propositi è stata organizzata la manifestazione? In questo momento la federazione è presente in più posti del territorio di Padova per fare l'identica manifestazione che si sta svolgendo in questo luogo a Selvazzano. Per noi è un piacere partecipare e fare che lo sport sia presente in tutto il territorio della località di Padova. La federazione ci ha dato l'opportunità di farlo, spero che anche nelle altre località la cosa sia presa con questo entusiasmo. Noi ci mettiamo tutto il cuore. Come hai vissuto questo momento di gioco? I bambini sicuramente lo vivono con molta allegria, però anche un po' con un po' di tensione, perché per loro è sempre una cosa molto emozionante venire a giocare e misurarsi con altri bambini di altre squadre. Vivono come un momento di gioia, di divertimento, di svago, dove alla fine non si guarda tanto il vincere, ma appunto il divertirsi e stare in compagnia tutti assieme. Quali sono le maggiori difficoltà incontrate dai bambini nel gioco? Le principali difficoltà che i bambini incontrano nel gioco sono dovute molto all'emotività e la gestione dell'emotività e un po' anche l'organizzazione tecnica all'interno del campo, soprattutto da parte dei più piccoli. E i bambini hanno sempre voglia di imparare, però devono ricordarsi che devonogiocare e devono divertirsi e quindi hanno tempo per imparare a giocare bene. Sentiamo i piccoli protagonisti. Io fare palleggio diretto, fare il giro quando si fa punto, fare la battuta. Abbiamo visto tanti bimbi di diverso colore felici di giocare tutti insieme. Noi lavoriamo in un quartiere di Padova e accogliamo tutti i bambini di qualsiasi etnia. Durante il gioco non ci sono differenze tra i bambini. Quali difficoltà si incontrano a rendere partecipi i bambini alla manifestazione? Diciamo che la difficoltà maggiore forse è riuscire a coinvolgere i genitori nel portare i bambini a queste manifestazioni, perché i bambini sono comunque sempre disponibili a venire a queste manifestazioni perché sanno che è un grosso divertimento. Le impressioni di un genitore. Vedo un impegno da parte degli organizzatori davvero encomiabile. E io da genitore devo veramente ringraziare queste persone, anche perché mia figlia si diverte parecchio. Che lavoro ha comportato organizzare questa manifestazione? Per organizzare manifestazioni di questo tipo è chiaro che ci vediamo diverse serate con chi poi lavora effettivamente nel raccogliere le persone, nelle adesioni, materiale. Gestiamo 5 palazzetti per queste manifestazioni verso Natale. Però sicuramente quando poi ci troviamo con quello che avete alle mie spalle ci divertiamo più noi forse che i bambini, questo è vero insomma. Le impressioni di un amministratore comunale. Una manifestazione del genere che coinvolge ben 15 società della provincia e 3 nostre locali è una soddisfazione enorme. Vedere 250 atlete qui oggi pomeriggio vi posso assicurare che è un'emozione grande, perché non sono solo le 250 atlete, ma sono tutte le famiglie, le ragazze più grandi coinvolte. Per me questo è un gran risultato. Il presidente Stefano Camporese sottolinea l'importanza della solidarietà. Ben 2.000 euro raccolti in beneficenza in questa manifestazione. In 5 palazzetti stiamo registrando dei numeri
sempre più alti, siamo a quasi 1300-1350 presenze. Anche quest'anno la solidarietà accompagna il percorso di questi piccolini a cui stiamo facendo capire quanto sia importante, quanto siano fortunati nel poter giocare, quanto altri coetanei loro non lo possono essere. Da sempre legato alla Fondazione Città della Speranza il mondo del mini volley, in questa prima parte dell'anno però purtroppo a causa della recente alluvione che c'è stata anche nella nostra provincia devolveremo tutto quello che si è riuscito a raccogliere e anche quello che riusciremo a fare fino alla fine dell'anno per le popolazioni dei comuni coinvolti. Somme che verranno consegnate ai sindaci di questi comuni il 2 di gennaio, prima della partita di Serie A2 tra la Pallavolo Padova e il Vero Volley Milano. Speriamo che la cifra sia importante, l'importante è che resti nelle menti di questi bambini quanto sia importante la solidarietà, per cui sia un segno concreto ma anche una filosofia che deve entrare nelle loro menti. Un augurio a nome di tutti i sindaci delle città dove sono state organizzate le manifestazioni. Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti questi ragazzi che sono qui oggi e con l'auspicio che sia un 2011 ricco di sport. Certo che non è da tutti poter palleggiare con Babbo Natale.